benvenuti alla serata in quadra. Questa sera c'è con noi Francesco Nola, per gli amici Checco. È un fotografo amatoriale, vive nel Trevigiano da parecchi anni, più di 30 mi diceva stasera, e naturalmente però è di origine napoletana, verace. È anche un amico, quindi sono molto contenta di poterlo presentare, perché frequentiamo insieme un altro circolo fotografico che è quello di Veneto Fotografia di Treviso, e ci siamo anche trovati in varie occasioni, letture, portfolio insieme, quindi sono 3 anni anche di conoscenza nostra, giusto Checco? Ecco. Lui ha cominciato con la fotografia analogica per poi passare al digitale, e diciamo che il genere da lui preferito è la street photography praticamente. Stasera ci ha portato alcuni lavori dai quali possiamo vedere quello che è stato il suo percorso formativo, lavori fatti sia in Italia sia all'estero, vero Francesco? Hai parecchie cose da farci vedere. Come inquadra vi ringraziamo naturalmente che siete così numerosi e presenti. Sapete che le nostre serate continueranno con altri autori nei prossimi lunedì, anzi sulla sedia vi abbiamo lasciato un foglietto con il riepilogo delle date. L'entrata al gruppo Inquadra è gratuita, naturalmente sempre libere le offerte da parte dei volontari che vorranno offrire. Francesco, ti darei anche la parola. Comincio col farti una domandina. Cos'è per te la fotografia? Intanto buonasera a tutti, non nego di essere un po' emozionato, perché non è che sono abituato, non è che mi capita sempre insomma questa cosa qua. Cos'è la fotografia? La fotografia per me è quello che noi siamo, quello che noi siamo stati, cioè è la nostra memoria. Cioè non a caso noi quando fotografiamo quello che noi abbiamo già visto, quello che abbiamo letto, quello che abbiamo vissuto. Per cui la cosa importante è che io me ne sono accorto, me ne sono reso conto negli anni, che pur di fotografare, quando mi sono fermato un attimo ho notato che io fotografavo quello che io sono stato. Quello che poi mi ha portato poi negli anni a fare un percorso personale, partendo da una serie di foto che Santino dice la street photography, dalla singola foto, per poi cercare di guardare un po' dentro di me e cercare di vedere, di fotografare un po' quello che io sono stato, insomma, un po' la mia memoria. Questo è in pratica. Ti lascio continuare, facci vedere i tuoi lavori e in bocca al lupo. Come vi dicevo prima, io ho iniziato a fotografare, diciamo visivamente, ho iniziato a fotografare quando ero proprio bambino proprio. Cioè nel senso, ho sempre avuto la curiosità, mia moglie dice tocchi sempre tutto, e sei un maniaco, e quindi visivamente ho iniziato a fotografare da bambino. Cioè proprio la curiosità, spinto si è spinto da guardare tutto, dall'osservare, dal toccare, da assaporare tutto. La street photography, la fotografia di strada insomma, che poi per me la street photography è un po' quello che noi siamo, un po' come noi ci poniamo nei confronti della fotografia, di quello che noi sposiamo in quel contesto. Senza dubbio la street photography per me, partendo da singole foto, è stata una grande officina, è stato un grande allenamento, perché comunque mi ha permesso di continuare a guardarmi continuamente intorno. Spesso quando faccio viaggi la città la vedo sempre a modo mio, la vedo sempre attraverso quel mirino e mi perdo altre cose, però è bello farlo così
come guardare da un buco della serratura e vedi solo quello che vuoi tu. E allora io la serata l'ho impostata, vi ho messo una cartella con una serie di foto singole, proprio per farvi vedere quello che io cercavo di fare divertendomi in questi anni, per poi passare man mano a dei progetti su cui ho lavorato e su un progetto su cui ho fatto sui vicoli, sui bassi di Napoli. Solo un progetto che ho portato poche foto perché sennò sarebbe stato, mi avrei annoiato, avrei corso il rischio di annoiarmi. Quindi parto con una cartella dove c'è una serie di foto singole e non voglio che le mie foto vi piacciono, cioè le mie foto mi piacciono a me, quindi è solo un modo di condividerlo con voi questa serata per farvi vedere quello che piace fare a me. Ovvio che queste sono tutte foto singole, sono mischiate. Sono tutte foto singole miste, insomma, in modo che potete un attimo... Queste sono foto che io comunque ho fatto in giro ovunque sono stato. Ecco, una delle cose che mi piace molto è quella di viaggiare, per cui ovunque vado la mia compagna di viaggio è la macchina fotografica. Quindi ho messo un mix di tutto quello che ho cercato, cioè di tutto, una parte di foto che ho cercato di fare in giro per il mondo. Cioè ovunque sono stato, adesso non l'ho girato, però ovunque sono stato ho cercato di fare, queste sono foto fatte tra Treviso, Napoli, New York, Londra, Amsterdam, Parigi, quindi ovunque sono stato ho cercato di fare e l'ho messo un po' assieme. E prometto che questa è l'unica cartella, è l'unica cartella dove ci sono più foto, quindi prometto di non annoiarvi. Poi vorrei farvi vedere come io col tempo, o meglio come ho fatto sì che un po' la street photography per me potesse essere anche un lavoro di pancia. Cioè spesso fotografavo senza
senza dover aspettare per forza che accadesse qualcosa, perché deve succedere per forza lo straordinario nell'ordinario, per forza... No, scattavo molto di pancia, decidevo che vedevo persone per strada, sì, le puntavo da lontano e poi quando era il momento giusto, insomma, mi avvicinavo, oppure creavo la situazione, oppure li spintonavo. Se trovo la persona, ecco, che mi interessa, mi avvicino, magari faccio finta di cadere, gli do una gomitata, faccio un sospiro, faccio un urlo in modo che la persona si possa girare per poi fotografarla. Questa cartella qua questo progetto qua ho cercato di fotografare un attimo, perché sono i volti, le espressioni delle persone. Sono sempre foto fatte ovunque sono state, insomma. Ecco, spesso a differenza di quello che si dice a volte, il fotografo deve essere invisibile. Io invece cerco proprio di interagire. Se trovo la persona, se trovo le situazioni in cui posso interagire con le persone che sto fotografando, per me è un divertimento assoluto. Cioè con la fotografia devo divertirmi. Prima devo divertirmi e poi... Infatti spesso mi capita che qualcuno mi chiede il contatto perché vuole le foto e io, se c'è qualche foto che è venuta che secondo me merita, la concedo volentieri. La foto che avete visto prima all'inizio, dove c'era la donna che saltando si è alzata la gonna, quella là è una foto che ho fatta a Rovigno, proprio nel discorso di interagire, che ho fatto a Rovigno qualche anno fa, perché ho visto questa coppia di persone che più che altro a me piaceva molto il modo di come erano vestiti, sembrava essere tornato un po' negli anni 60 e quando ho iniziato a fotografarli lei ha notato questa cosa qua, mi si è avvicinata e mi ha chiesto di vedere le foto ed era molto molto divertita. Anche io ho chiesto, ok, se ti stai divertendo, e allora facciamo qualche altro scatto, fai finta di ballare, salta, corri. E lei è partita da una quindicina di metri, quando io gli ho detto al 3, gli ho detto di saltare, loro due sono saltati e la botta, il fattore C ha voluto che lei si alzasse la gonna, la faccio vedere, che lei si alzasse la gonna, si aprisse la borsa, che si vedessero le mutande, tutto quanto il resto, insomma. A volte nella street photography o nella fotografia normale, insomma, se un po' di fortuna non manca. Ecco, questa qua l'unica cosa che mi è dispiaciuto molto, che quell'estate là questi due signori li ho cercati costantemente per Rovigno, tutti i giorni, perché volevo dargli, mi faceva tanto piacere dargli quella foto, perché loro si stavano divertendo e ci siamo divertiti.
Quindi il fatto di interagire con le persone per me è fondamentale. Sì, a volte ti rendi invisibile perché vedi una situazione e quindi la scatti, però quando gioco con le persone devo interagire, cioè mi rende vivo. Se avete qualche domanda, così mi rompete pure un po', stacchiamo un attimo questo senso di ansia un po' più. Se avete qualche domanda, qualcosa da chiedermi, volentieri. Poi, quando ho parlato, prima parlava della fotografia, di quello che cos'è la fotografia per me, quando ho detto di quello che siamo, di quello che abbiamo vissuto, io fino a 20 anni, prima di arrivare a Treviso, ho vissuto a Napoli, vivevo nella periferia napoletana, però parte della mia adolescenza l'ho vissuta nella metropoli, quindi viaggiavo spesso nelle metropolitane e ovunque vado, in qualsiasi città europea che io vado, la prima tappa che faccio sono le metropolitane. Cioè è un mondo che mi affascina, il fatto di vedere persone, sguardi, volerli osservare, voler entrare nella loro testa, capire chi sono, dove vanno, cosa fanno, cosa pensano. Questo è un mistero che più li guardo e più questo mistero si infittisce dentro di me. Quindi ogni volta che vado nelle metropolitane, a parte trovi personaggi più assurdi, più strani, situazioni più particolari, però è una cosa che mi affascina molto, è proprio il fatto che io sono cresciuto nelle metropolitane, cioè per anni viaggiavo nelle metropolitane, andavo allo stadio in metropolitana, quando marinavo a scuola giravo in metropolitana, quindi l'ho vissuta parecchio e niente, ve la faccio vedere. In più questo qua è un lavoro che io ho presentato l'anno scorso alla Feltrinelli, è stato in mostra per un mese, 40 giorni, è stato in mostra alla Feltrinelli. Adesso lo stesso lavoro è in mostra in un locale a Treviso e quindi questo è. Sono foto fatte in tutte le metropolitane del mondo dove sono stato. Non volevo cercare di dirvi questa metropolitana è Londra anziché Parigi, mi interessava le persone, è la ricerca dell'uomo, della persona, degli spostamenti. Vai. Questo è Berlino. Io ero affascinato dal culo della ragazza, veramente, poi è venuto tutto il resto perché la metropolitana si muoveva. Questa è l'ultima foto che avevo a Porto, e dovevo scattare l'ultima foto e è venuta quella là. Poi New York, questa all'interno della metropolitana New York, sempre, New York. Questa è Lisbona. Questa è la prima foto che ho fatto sulla metropolitana, l'ho fatta a Lisbona. Londra. Parigi. Ecco, non nego che il fatto di interagire a volte mi ha portato anche
a litigare con qualcuno. Cioè, l'ultima volta a Parigi stavo camminando, ho fotografato una persona e sì, sono stati aggrediti, insomma. Meno male che non hanno chiamato la polizia, se no altrimenti io restavo a Parigi in quarantena, perché è stato proprio il periodo prima del lockdown, quindi la stessa cosa capita nelle metropolitane. Questa foto qua per esempio era a Londra ed ero con un amico che è qua. Mentre stavo fotografando ero fermo là a Piccadilly e mi sono sentito bussare alle spalle e pensavo che ero questo amico. Gli ho detto: Giuliano, aspetta un attimo, faccio questa foto. Quando mi ha bussato per la seconda volta ho capito che erano due poliziotti che mi hanno chiesto, anzi l'ho pure risposti male, perché gli ho detto: aspetta un attimo, cioè proprio infastidito pure. E invece erano questi due poliziotti che poi mi sono spiegato dicendo: guarda, sto facendo solo delle foto e mi hanno lasciato stare. Però nelle metropolitane spesso mi è capitato che qualcuno si è infastidito, quindi gli ho fatto vedere la foto, hanno visto che non c'era niente di particolare, me l'hanno tenuta, sì, mi hanno lasciata, insomma. Qualcuno l'ho dovuto cancellare, vabbè, ma quello là fa parte, perché lavorando con una focale con un 35 mm, cioè quindi sono costretto ad avvicinarmi, spesso sono costretto ad avvicinarmi tanto alle persone. A volte ci vado pure a 1 metro di distanza facendo finta di fotografare altro e poi in un attimo mi giro dall'altra parte e fotografo quello che volevo, quello che era già nella mia testa, insomma, perché la foto la vedo, devo trovare solo il meccanismo a volte metto mia moglie, qualche volta che mia moglie è in giro con me e dico: dai che devo fare quella foto, e lei fa finta di mettersi in posa, ma il mio obiettivo è orientato da un'altra parte, per cui a volte, ripeto, mi metto a gridare, qualche volta se devo far girare qualcuno batto i piedi per terra, faccio in modo che si possa girare per prenderlo di faccia. Io penso che qualcuno voglia farmi qualche domanda, perché sennò se vado avanti così poi... Vado avanti? Eccola là. Non lo so, non sento. Ah, se sono croppate, sì, qualcuna sì, questa qua non tanto, però qualcuno sì, sei costretto a cropparla un poco per forza di cose. Questa qua non avevo nemmeno un 35 mm, qua avevo un 50, quando siamo stati a Londra avevo un 50-70, per cui sarà stata una focale un po' più zoomata, però non è che taglio tanto, taglio sì. Diciamo cerco di eliminare quello che non serve nella fotografia e di rendere portarti più su quello che voglio far vedere. Non sento. Ah, che obiettivo uso? Ho detto, io prevalentemente uso una focale dal 23 al 35 mm, quello è un grandangolo, insomma, quello cerco di usare sempre, perché ho visto che usando focali un po' dove dovevo zoomare troppo non entravo nella fotografia, cioè ero poco presente. Sì, anche quei primi piani là io mi avvicino molto, cioè non ho paura di questa cosa qua, non ho problemi. Anche perché se per esempio sei una donna, che io sono attratto da vedere una bella figura, cioè mi avvicino alla fotografia, poi dopodiché cerco di interagire, faccio il baciamano, gli faccio l'occhiolino, gli faccio l'inchino, basta che l'altra persona mi faccia un mezzo sorriso, la foto è fatta, posso portarla a casa. Poi deve essere un po' terrore su sta cosa qua, deve essere un po' scugnizza, dai. E quindi io su sta cosa qua un poco, cioè, non ho problemi, al massimo ti dico di no. Al massimo ti dico: no, mi dai fastidio, beh, ok, vado via. Però se non ti dà fastidio continuo a far foto, non è un problema. Il signore là che era fermo a questa foto perché veramente insomma il resto si muoveva. Questo qua? Sì, era il tuo amico o era... No, il mio amico è seduto qua, lui era in giro per altre parti.
Questo signore qua era fermo proprio al Piccadilly, era fermo là in mezzo là, è l'unica persona ferma. E in verità c'era un'altra foto di questa qua, dove c'è una ragazza in bicicletta, dove la ragazza in bicicletta è l'unica persona ferma e poi tutto il resto ti gira attorno. Che poi combinazione questa foto qua simile a questa qua l'ho visto su un libro di street photography e ho detto ma io l'ho fatto, cioè, qualcuno magari la vede e dice l'hai copiata, invece io l'ho vista solo dopo su questo libro di street photography. Insomma. La foto che avete vista della signora che si è alzata alla gonna, quella là l'ho presentata a un concorso ed è arrivata tra le finaliste e ho avuto il piacere che la foto è andata su questo catalogo internazionale che anche se non è arrivata prima, però la grande soddisfazione è che quel catalogo gira in tutto il mondo, quindi in Australia, come in Malesia, in Messico, come in Italia. Ecco, l'unica chicca è che la fortuna è stata che quella foto là l'hanno messo vicino alla foto vincitrice, quindi dai, un po' mi posso montare la testa. Però la soddisfazione che è su un catalogo, insomma. Scusa, colore bianco e nero? Colore Il bianco e nero perché ho due colori, perché il colore stasera ho portato pure un lavoro che ho fatto a colori, l'unico lavoro che ho fatto a colori proprio, però il bianco e nero è fotografo così, vedo così, il colore mi distrae. Qualcuno diceva che la fotografia è chiaro e scuro, a me piace così più che altro, non c'è un motivo veramente rilevante, però è così. Non sai, cioè a volte ci sono delle cose per cui il colore la caratterizza. Sì, ma io quando vedo troppo colore mi distraggo, non vedo il soggetto. La foto quando la scatto già in bianco e nero, cioè cerco di vederla già in bianco e nero. E quindi vado solo in bianco e nero. È un mio limite, però la vedo solo in bianco e nero, la vedo in bianco e nero. Anche se qualcuno, una volta siamo andati a una lettura portfolio a Reggio Emilia con Santina e c'era questo professore che ha detto guarda Francesco, ma il mondo è a colori. Ho detto sì, a colori, però è anche bianco e nero, insomma. Quindi a volte sono punti di vista e è un piacere questo qua. Va bene? Vado avanti? Bene. Ci arrivo ai bassi, non vi preoccupate. Sono poche foto, però ci arrivo con calma. Ecco, questo è il lavoro che ti dicevo che ho fatto a colori, l'unico lavoro che ho fatto a colori. Dove nasce l'idea di questo? È l'evoluzione che vi sto facendo vedere, no? Scatti singoli, di pancia, inizio a lavorare per un'idea mia. Quello della metropolitana è un lavoro che dura ancora, saranno 5-6 anni. Sono stato a Lisbona circa 6 anni fa e poi inizio a ragionare con la mia testa, inizio a vedere le cose. A volte esco fuori e vado in giro con la macchina fotografica e vengo a casa con 4-5 foto. Prima tornavo a casa con 150 foto e andavi in crisi, cioè iniziavo a venire mal di stomaco, mi faceva male la testa, che dicevo adesso Madonna, devo stare tutto sto tempo con Photoshop, mettiti a post produrre, taglia, scarta, adesso cerco di andare solo su quello che vedo veramente. Poi quando voglio divertirmi, e allora inizio a rompere le scatole alle persone. Inizio a dare addosso alle persone, inizio a fare un po' quello che mi piace, poi quello che maggiormente mi piace fare. Questo progetto qua invece nasce dall'idea, mi sono reso conto che se vi mettete all'interno di una vetrina o all'esterno di una vetrina non vi vede nessuno. Se voi vi mettete all'interno di un bar e vedete la gente che cammina e voi scattate foto, non vi vede nessuno. Cioè pure se voi bussate, li chiamate, non vi vede nessuno. Perché? Perché le persone sono prese dalla loro quotidianità, dal loro ritmo, dalla loro anda, dai loro pensieri.
non sai quelli che pensano, cosa fanno, dove vogliono andare, hanno bevuto, hanno mangiato, sono nervosi, hanno litigato con qualcuno. E io questa cosa qua mi piaceva tantissimo e dovevo solo trovare il modo che scattasse una molla. La molla è scattata a Natale dell'anno scorso, che era l'unico venerdì che chiamavano pioggia o chiamavano neve, è venuto con la spesa di nevischio, e io sono andato a comprare un regalo di Natale per mia moglie, perché se no dice a Natale non gli regalo mai niente. Quando è venuto a piovere, io mi ricordo che avevo questo l'ombrello rosso, questo regalo sotto al braccio e la macchina fotografica, e correvo, camminavo sotto la pioggia, non sapendo cosa fotografare. In effetti ho detto voglio fotografare la pioggia, però sono quelle giornate che tu hai l'idea e aspetti soltanto che succede qualcosa per iniziare. Tutto è partito quando io ho visto niente perché è uscito. Eccolo qua. Tutto è successo quando io ho visto questa persona che passava con un bus, passavano i bus, e in quel momento là il bus, quando è freddo fuori, quando il bus è affollato, si crea una specie di condensa, i vetri sono appannati all'interno, sono bagnati all'esterno. Se ti avvicini, perché io con un 35 mm, credetemi, mi sono avvicinato a 1 metro dal vetro così, cioè sono stati completamente ignorati, cioè non mi guardava nessuno, e là ho detto quella convinzione che all'interno o all'esterno di una vetrina, di un vetro, non ti vede nessuno, perché la gente continuamente è assorta nella loro quotidianità, e mi ha spinto a fotografare questa cosa. Allora ho detto provaci, e da quel momento là per 4-5 mesi iniziavo a correre dietro ai pullman. Cioè la mattina attacco a lavorare alle 7:30, io arrivavo in ufficio alle 7:10, perché sapevo che alla stazione di Treviso tra le 7:10 e le 7:15 passa una roba come 40 pullman, tutti pieni zeppi di studenti. E io ero là, quella era la mia base strategica, mi fermavo là e aspettavo quei 25 minuti, mezz'ora che arrivasse qualcosa, ed è uscito fuori questo lavoro qua. Questo è quello che io cercavo di fare. Ovvio che è un progetto aperto, quindi quando capiterà di trovare altre situazioni per far foto, però avete visto, gran parte di queste foto sono mosse, proprio perché a volte ero costretto a correre dietro ai pullman. Se vedevo un pullman che arrivava da 30 metri, cioè arrivava a 30 metri, e poi man mano che quando avevo visto la foto, man mano che il pullman camminava per fermarsi per arrivare alla fermata, io gli correvo dietro, perché dovevo aspettare quel momento. Poi avevo pochissimi secondi, perché dal momento che il pullman si ferma, apre le porte, se no 2-3 secondi, perché poi escono tutti. E quindi questo è l'unico lavoro che ho fatto a colori, perché secondo me ho provato a farlo in bianco e nero, però il bianco e nero non mi dice poco, perché i soggetti di queste foto sono più che altro le luci e i colori.
Tipo, questa è la foto su cui è nato il progetto. Quando mi sono girato ho visto questa signora dal pullman, perché poi qua sembra sera, ma qua è la mattina sono state le 11:30 e c'erano le luci, e quindi questo lavoro qua è partito con quest'idea qua, insomma, sempre alla ricerca, sono sempre alla ricerca delle persone, dell'uomo, perché sono incuriosito a volte vorrei entrare nella testa delle persone. È come se uno vede, fa una foto e dice vorrei fotografare il sentimento di quel momento, perché ti batte il cuore, vorresti fotografare quel battito di quella tachicardia, ma è complicata. Poi ognuno si emoziona da solo davanti a quello che fa, insomma. Vado avanti? Vado? Posto? Domande? Vieni, allora. Intanto, vieni. Chiedo scusa, una domanda. Queste foto che stiamo vedendo, più o meno in quanti anni le scattate? Cioè, c'è un percorso che è iniziato molto tempo fa oppure sono complesse? Allora, guarda, ti dicevo, io ho iniziato a fotografare tanti anni fa, però tanti anni fa fotografavo facendo... Le prime foto che facevo le ho fatte con una Zenith che mio fratello aveva comprata a Porta Portese, usata. Le Zenith, per farvi capire, è una macchina tutta meccanica, col passo a vita, e quindi ho iniziato a fotografare facendo il papà, cioè correndo dietro a mia figlia. È stato un grande allenamento, perché essendo tutto manuale, fotografare una bambina che è continuamente in movimento, quindi ho sempre fotografato. Questi lavori qua partono dagli ultimi 7-8 anni, 9 anni, insomma, quando ho iniziato a imprimere di più, a metterci più, a coltivare di più questa passione, insomma. Ripeto, una volta uscivo fotografavo molto di più, perché fotografavo tutto, cioè quello che mi capitava attorno fotografavo, cioè poi dopo ho iniziato a selezionare, a cercare di fare quello che più mi piaceva. Allora, poi io prima di farvi vedere i bassi, io ho questo lavoro qua e poi vi faccio vedere altri due lavori che sono i bassi, e in più c'è una festa che chiamano la festa dei Fuienti, che poi vi spiegherò che cos'è, di cui è un video che dura 4 minuti, e così vi rilassate un attimo. Però prima di farvi vedere questa cosa qua, io volevo farvi vedere un lavoro che ho fatto sulle spiagge. Cioè, tendenzialmente quando uno va in spiaggia, torno un po' indietro adesso, quando uno lavora di pancia, distinto, quando uno va al mare, mi capitava spesso che andavo in Grecia, perché ci vado da quasi 30 anni, andavo in Grecia, portavo la mia macchina fotografica, poi andavo sulle spiagge e dicevo sì, adesso il cazzo fotografo, scusatemi il termine, perché è complicato fotografare in spiaggia, perché tanto c'è la privacy, non sai cosa puoi fotografare, chi fotografare, se fotografarla, se ne vale la pena. Poi ho detto no, divertiti. E allora ho cercato di fotografare anche in spiaggia quelle cose che più mi attiravano, cioè personaggi un po' più stravaganti, posizioni un po' più strane, e le ho messe qua. Pure qua mi avvicino e scatto. Questo dormiva e io, cioè, non mi ha visto, però vado.
Ecco qua. Domande? Vado avanti? Ok, allora adesso vi porto in questa festa rionale, la vogliamo chiamare così, fa parte sempre da quel percorso dove a un certo punto ho sentito il bisogno di scavare un attimo nel mio passato. Certe tradizioni, per anni, vivendo qua a Treviso da 32 anni, per anni le ho date per scontate. Ho detto va bene, sono là, tanto stanno là, in qualsiasi momento torno, le trovo. E poi mi sono reso conto che qualcosa cambiava, stavo cambiando io, forse io stavo cambiando. E ho avuto paura che queste cose qua potessero mutare e io non avevo più la memoria, cioè non potesse più restare quello che era parte del mio passato, dei miei ricordi. Ho avuto paura e ho detto fallo prima che non c'è più. Quello che voi vedete in questo video qua è l'evento in un singolo posto. Io questo evento qua lo vivevo con mio papà da bambino, cioè quando c'era questa festa io mi ricordo con mio papà mi svegliavo alle 6 del mattino perché io dovevo andare alla festa dei Fuenti. I Fuenti che cosa sono? Nasce da una tradizione della Madonna dell'Arco. I Fuenti in termini letterari in italiano vuol dire coloro che scappano, coloro che corrono, allegate ad una fune. E la tradizione nasce che nel 1450 circa dei ragazzi che giocavano un gioco tipo golf, lanciando questa pallina ha sbagliato a colpire e arrabbiato perché aveva sbagliato a colpire questa pallina ha dato un calcio e il caso ha voluto che colpisse sulla faccia del volto di questa figura di una Madonna, lasciando un segno sul volto della Madonna e la Madonna ha pianto. E quindi da quella volta là è partita questa tradizione, la tradizione dei Fuenti, che poi sono coloro che fuggono, che corrono verso il santuario per onorare la festa della Madonna dell'Arco. È una festa che poi viene svolta nei vari paesi, nei vari rioni della città, e io ho fotografato il posto dove io vedevo da bambino, proprio per tornare alla mia memoria. È un video per cui faremo anche... Allora, eccolo qua, perfetto.
adesso vi... Grazie. Sì, forse la musica ha giocato a mio favore, insomma, però ci devo tornare quest'anno perché questa è una festa che fanno una volta l'anno e viene fatta il lunedì in Albis, cioè il giorno di Pasquetta. Poi è successo quello che è successo e insomma ha bloccato un po' tutto, perché questo è un progetto che andava poi coltivato andando direttamente al santuario, dove succedono le cose più particolari, perché c'è gente, i devoti sono tanti e sentono molto questa festa, quindi c'è gente che veramente ci arriva in ginocchio, gente che sviene, però al di là di quello che può essere anche la parte teatrale di questa cosa qua, c'è gente che veramente è una fede molto forte, perché queste funzioni qua io l'ho fotografate solo al posto dove io sono cresciuto, però se avessi girato tutti gli altri paesi della periferia, ovunque c'era questa festa qua. Tra l'altro fanno questa festa qua anche attraverso i vicoli di Napoli, i vicoli stretti, fanno delle feste con bandiere, cioè una festa molto molto sentita. E io ho avuto paura che scomparisse veramente. Infatti quando l'ho fotografata un po' di delusione c'è stata, perché non era come quando io ero piccolissimo, però sono cambiato io, probabilmente l'ho vista io sotto altre cose. Adesso vi faccio vedere invece i bassi. Allora, i bassi, questo è un progetto che, come quello là precedente, nasce proprio dalla necessità di ripercorrere i luoghi e ritrovare le persone che hanno fatto parte del mio passato, della mia memoria. I bassi, che cosa sono i bassi? I bassi sono quelle abitazioni che trovi, chi è stato a Napoli l'ha visto sicuramente, sono quelle abitazioni che trovi all'altezza di strade e noi il più delle volte, diciamo sempre, sono abitazioni dove tanti anni fa ci vivevano anche famiglie di 8 persone. E sono abitazioni dove è un monolocale, dove c'è il letto, c'è l'angolo cottura e c'è un bagno, dove l'unico punto di luce sono le porte d'ingresso. E sono le stesse porte d'ingresso che è stato un punto privilegiato per me, perché io potessi entrare all'interno, potessi fotografare queste persone, e in qualche caso in qualche momento sono anche entrato all'interno di questi bassi, però la mia non voleva essere invadenza, la mia voleva essere solo fotografare le persone delle quali ho avuto paura che fra qualche anno non ci sono più, perché fra qualche anno non ci saranno più, perché i giovani non vogliono vivere nei bassi, cioè i giovani vogliono vivere altrove, fanno altre scelte, vanno via, cercano altri stili di vita. E questa è quella che fanno parte di queste. Invece queste persone qua sono quelle là che negli ultimi 30 anni, 40 anni sono sempre là, e le troverai ancora per qualche anno, poi io ve le faccio vedere. Qua ho cercato di portare una parte delle foto che ho fatto, non tutte perché sennò sarebbe stato lungo veramente, però ho cercato di portare un succo di quello che ho visto, insomma. Va bene? Tra l'altro l'ho presentato un mese scorso a Portfolio Italia con la FIAF, e quindi sto cercando di farli vedere adesso che si lavori qua.
E questo fa parte sempre di quel famoso lavoro che sto facendo su me stesso, cioè sto partendo dall'indice e sto tornando indietro. Se poi avete domande man mano mi dite. Questa signora qua, questa si chiama Tina, cioè ogni volta che vado nei vicoli di Napoli la trovo sempre là, è sempre là. L'ultima volta si è arrabbiata però, ho detto Tina, dai che facciamo una foto, e lei mi ha detto vai via perché sono arrabbiata, e quindi sono andato via. Fai una francamente con ghiaccio e un caffè liscio. Questo è quello che ho cercato di fare. Se avete notato su ogni foto che si vedeva l'interno dell'abitazione, del passo, del monolocale, è fatta di simboli. La maggior parte di questi qua hanno sempre qualcosa attaccato al muro. Il più delle volte sono foto, questa è la moglie, quella là in fondo là, che vedete è la moglie di questo signore qua che si chiama Armando. E c'è questa caratteristica di mettere le foto che possono essere dei nipoti, figli delle mogli, dei mariti defunti, e si mettono ad ingrandimento, cioè vengono esposti. E io ho cercato di mettere in risalto un po' sia gli atteggiamenti, le facce, gli sguardi di queste persone che vivono nei passi ma non sono poveri, cioè gente dignitosa. È gente che vive là, questi passi li ha pure ristrutturati, vedete questo qua, questo è ristrutturato, c'è le finestre fatte bene, vedete all'interno qua ci sono le foto dei nipoti, dei figli. Questa è una bambina che voleva salutarmi, allora mi ha fatto il dito medio. Questa è una signora che io ho fotografato la mattina presto, saranno state sulle 9 del mattino, e lei mi ha detto, si è messa la mano davanti alla bocca e ha detto oddio, aspetta un attimo perché c'ho solo la camicia da notte, aspetta che mi metto qualcosa addosso. Quindi questa delicatezza, questa cosa
Quando io prima ho detto mi sarebbe piaciuto fotografarle queste cose qua, queste emozioni, poi è una cosa che ti riempie, no? Che ti spinge a dire dai che ne faccio un'altra, allora perciò interagisco. Perché poi la signora si è fatta fare un'altra foto, questa signora qua, questo c'ha un volto che è tutto i simboli, questi sono simboli fuori casa. C'è la foto del marito che è defunto, c'è il nipotino, c'è l'altarino con il santo che era Padre Pio. E quello là con la camicia aperta, quella mi sono ricordato dopo un po' di tempo che quello là si chiama Raffaele ed era un sarto che io quando ero bambino lui aveva questa stanza dove cuciva sempre e ogni volta che passavo diceva ma che cavolo ci farà là dentro. L'ho rivisto dopo 30 anni e non l'ho riconosciuto subito perché si è messo in un atteggiamento un po' diverso, insomma, prima era più... Quindi sono quelle persone che ci tornerò fra qualche anno, magari non ci saranno più perché infatti l'ho trovato vicino a un'altra casa, non era la casa dove abitualmente lo vedevo. Questa è la signora che prima era in camicia da notte, che ha detto aspetta che facciamo un'altra foto, aspetta che vado dentro e quindi si è affacciata alla finestra. Vedete la foto di quel signore lassù? Quella è la foto, è un ritratto del marito defunto. E io qua ero proprio fuori dalla porta, quindi... Questa è una foto che invece questa ragazza mi ha lasciato... Quando l'ho fotografata mi sono commosso, perché quando gli ho chiesto se voleva fare una foto, ma non ero attratto da lei, io ero attratto dalle ombre e lei faceva parte di quelle ombre, era all'interno. Quando gli ho chiesto se potevo fargli una foto, sta ragazzina mi ha guardato con uno sguardo e una dolcezza che l'ho portato dentro per tutto il giorno, cioè più passava il tempo e poi non pensavo alla foto, io pensavo allo sguardo che mi aveva regalato questa ragazzina, che è una cosa bellissima. Ogni strada è rappresentata da un santo, cioè in ogni vicolo c'è un santo che è all'aria aperta, che è all'intemperia. Fanno parte dei vicoli di Napoli. Mia mamma quando io andavo a scuola mi diceva, io dicevo ciao mamma vado a scuola, e lei mi diceva sempre la Madonna ti accompagna, cioè la Madonna sia con te. E il fatto del santo, i santi, i simboli. Napoli è fatta di simboli, Napoli è fatta di gesti, è fatta di queste cose qua. È quello che poi rende questa città di mille colori, una città piena di contraddizioni, ma coerente nelle sue contraddizioni. E questa è la foto che chiude, più panoramica, insomma. E niente, spero vi sia piaciuto questo progetto qua. E poi, se avete qualche domanda, io sono qua. Anche su Napoli, io vi rispondo pure su Napoli, non faccio da Cicerone stasera, faccio tutto. Posto? Vi faccio vedere l'ultimo e poi ci salutiamo. Quando c'è stato il coronavirus, io ho foto del coronavirus, di mascherine, non ho fatto niente. Perché ero chiuso in casa. E quindi l'unico lavoro che ho fatto un lavoro a un bambino più vicino di casa perché volevo fare un regalo a sua mamma e questo bambino. E poi ricordo che la prima volta che sono uscito da casa nel post-Covid, nel post-lockdown, che sono andato in centro a Treviso, ho avuto paura. Ma la paura non di quello che stava succedendo, perché ormai la televisione tutto ci ha bombardato. Ho avuto paura di restare solo. Ho visto che nel deserto le persone erano ancora più sole, quasi come se le mascherine
non fosse la paura delle mascherine, fosse proprio la paura dell'aria, di quello che stavano respirando. E là ho avuto paura, ho avuto timore, allora, perché ho visto tutto fermo, era tutto sospeso, e quindi ho cercato è un progetto aperto questo qua, perché ci sto lavorando ancora, per cui sono partito dalle foto singole, da dove mi sono divertito, al mio percorso personale. Sono arrivato alla festa, alla paranza dei credenti, dei Fuienti, passando per i passi, e questo è l'ultimo lavoro invece che sto cercando di sviluppare a livello un po' più concettuale, un po' quello che sto vedendo in questo periodo qua. Ve lo faccio vedere. E con questo io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, e ripeto, non voglio che le mie foto vi piacciono a me, ed è stato un momento di condivisione con voi di questa nostra passione per la fotografia. Se ci avete domande, io sono qua. Grazie. Grazie e complimenti per tutta la produzione, sia in bianco e nero ma anche per i colori. Spettacolare la paranza dei credenti, veramente. Noi ti ringraziamo, ma abbiamo anche un piccolo dono per te. Grazie. Grazie per averci fatto vedere tutti i tuoi lavori. Grazie Francesco, grazie mille. Vi aspettiamo lunedì prossimo, c'è con noi Ruggero Ruggeri. E sì, se avete ancora domande per Francesco, lui è qui ancora un pochino, qualche minuto con noi. Vi ricordo Ruggero Ruggeri il prossimo lunedì, e vi abbiamo lasciato un tavolino in fondo per chi vuole gentilmente contribuire, dato che le nostre serate sono comunque tutte entrata free. Grazie a tutti, buonanotte.